Emilio Agnello, Associazione Cometa ETS, un consuntivo della Giornata Mondiale del Rifugiato nell'ambito delle tante attività progettuali che avete organizzato. Ma diciamo che è stato un calendario molto fitto quest'anno per appunto celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, che come sapete cade il 20 di giugno e dunque abbiamo organizzato nell'ambito dei 3 progetti SAI che l'Associazione Cometa ETS gestisce in provincia di Agrigento, rispettivamente nei comuni di Comitini, Racalmuto e Sant'Elisabetta, una serie di eventi che hanno diciamo, coinvolto in primo luogo tutti i nostri beneficiari ed anche le comunità locali che hanno accolto di buon grado queste iniziative. Abbiamo avuto eventi sportivi con dei tornei di calcetto e poi che appunto si sono svolti nei vari comuni, anche in particolar modo nel comune di Santa Elisabetta. Poi vi è stato un incontro molto interessante anche lì di calcio con l'associazione Amici della Polizia, dunque con il coinvolgimento diretto della questura di Agrigento, appunto, che ci ha onorato del proprio patrocinio, della partecipazione alla nostra attività che si è svolta appunto al villaggio Peruzzo di Agrigento e successivamente invece abbiamo anche calibrato un po' le attività nei confronti dei nostri operatori con delle attività formative, con una convenzione con l'Università di Messina, e abbiamo avuto appunto l'onore di avere delle attività di aggiornamento tenute dal professore Pira e dalla professoressa Tarsia, che appunto hanno dato un ulteriore valore aggiunto alla formazione dei nostri operatori che, seppur esperienti, evidentemente bisogna sempre tenere il passo con le modifiche legislative e anche con le modifiche negli approcci con i nostri beneficiari. Poi abbiamo avuto anche delle attività diciamo ludiche o comunque delle attività, siamo appunto andati a vedere alcuni film con i nostri beneficiari, dei film a tema estremamente interessanti che, come sappiamo, il cinema poi è un'attività estremamente interessante per tutti coloro appunto che vanno al cinema e che trovano sempre spunti futuri e di riflessione, per cui è un'attività che noi facciamo spesso con i nostri beneficiari e viene sempre molto molto apprezzata. In ultimo abbiamo avuto anche delle attività con il comune di Comitini, che appunto nella festa del tricolore. Comunque per trarre un bilancio appunto è stato sicuramente un bilancio positivo, perché comunque dare l'opportunità ai nostri ragazzi di vivere dei momenti diversi dal quotidiano, dei momenti appunto culturali, sportivi, è sempre un arricchimento molto molto importante e formativo nella creazione di questi nuovi cittadini, perché il senso di responsabilità che noi riteniamo è il compito che noi riteniamo di avere, è quello di formare dei nuovi cittadini che poi andranno per la loro strada, ma che devono avere degli imprinting iniziali e formativi e di educazione civica e di rispetto degli altri, di rispetto appunto sia della propria ma della cultura anche appunto degli altri. Questo è il compito che ci viene affidato dallo Stato e questo è il compito cioè ogni mattina ognuno di noi si alza ben consapevole della responsabilità che abbiamo nei confronti dello Stato, nei confronti dei cittadini e nei confronti appunto di chi ha fiducia e ci accorda appunto la possibilità di poter portare avanti questi progetti.